Bene, davanti a noi la Marmolada, la propagine di qua la Marmolada. Ora stiamo per attraversare Canasei in Val di Fassa per poi salire al passo Fedaia, al lago Fedaia in Marmolada, appunto. Bene, andiamo. Eccoci entrare in Canasei. Ora lasciamo Canasei, andiamo verso Alba. Siamo a una quota all'incirca 1500 metri abbondanti. Mamma, che razza di disastro! Ecco, qui c'è una rotatoria con la scritta Canasei, girando attorno e poi su a sinistra si va al passo Pordoi. E adesso andiamo diretti via Alba Peniero Capietro e andiamo al lago Fedaia. Adesso l'ennesimo semaforo. Anziché verde è diventato verde. Beh, mi sono stufato, perché qua sta diventando una PR che non finisce più. Lavori dappertutto. Ecco, frenata improvvisa su.
Eccoci ad Alba. È imbranamento totale però, è perché è tutto un tira e molla qua, non sanno andare, no? Ecco, ora attacchiamo proprio la salita vera e propria verso il passo Fedaia. La bicicletta elettrica, limite di velocità. Penia, Alba e Penia. Ecco, abbiamo superato ora i 1600 metri di quota, in realtà dobbiamo al lago Fedaia, saremo poco oltre i 2000 biciclette. Tornante a sinistra.
50 km/h leggermente superati. Secondo tornante segnato. Terzo tornante, sono le 17:32. Ho guardato sull'orologio, ho superato da poco i 1800 metri di quota. Altro tornante, il quarto per la precisione. Ed ecco il complesso della Marmolada, Punta Penia, il lago e via. Appunto la quota è di 2000 e qualche metro. Adesso piccolo tratto di altipiano che appunto ospita il lago Fedaia. Non tanto traffico in settimana. Altri lavori anche qui, sì che stavolta è verde.
stanno facendo dei lavori di consolidamento. Ecco, sto per raggiungere il passo vero e proprio, che mi sembra anche qui stia a far da confine tra la provincia di Trento e quella di Belluno. Al centro della valle il Monte Civetta, e qui finisce confine del Trentino Alto Adige ed entriamo in Veneto e direttamente in provincia di Belluno, e qui comincia la discesa che ci porta a Canazei Caprile. Adesso guardo se continua ad avere sto telecamera, perché mi sembra di sì. Sì, benissimo. Bene, riprendiamo anche la discesa. Dove si trova si vedano troppo bene. Un po' di rosso non importa. Si snoda un bel giro e tornati, sì. Ecco, verso il termine di questa discesa arriveremo a Malgacciapella, che è appunto la porta d'ingresso anche con la funivia alla Marmolada, alla Regina Eroni.
completa. Ormai sono quasi le 18, quindi in valle ormai cominciano a cadere le prime ombre. Sì, tutto in ombra a questo tratto. Lunghissimo rettilineo in discesa che ci porta appunto a Malgacciapela, comune di Roccapietore, devastato anche lui nel 2018 dalla tempesta Maya, ottobre 2018. Non so se riusciamo a vedere un po' le conseguenze con gli alberi abbattuti. Ecco, da qui, da Malgacciapela, parte la funivia che va direttamente in cima alla Marmolada. Ecco, adesso torniamo nel sole. Ecco qua sulla destra la partenza della funivia. Ed ora giù a Roccapietore mancano 6 km, tra poco passeremo sopra i serrai di Sottoguda, famosissimi serrai di Sottoguda. Qua partono le varie camminate, altro paravalanghe. Ormai siamo scesi a 1500 metri di quota. Ora in discesa ancora, quindi praticamente arrivando a Roccapietore arrivando a Caprile, diciamo, si percorrono 1000 metri di dislivello in discesa naturalmente. Ecco, al di fuori di questa galleria passeremo su un ponte che sovrasta i serrai di Sottoguda. Ecco, esattamente qui. Non sono in grado di riprenderli.
problema un po', vabbè, da qua, e così poi chiudo la telecronaca. Ecco, benissimo, sotto di noi l'abitato di Rocca Pietore. Aspetta. Qui, non so se si vede qualcosa, dei Serrai di Sottoguda. Sì, c'è un precipizio che è veramente qualcosa di impressionante, solo che c'è tutte queste transenne qui, non sono nemmeno più percorribili giù, credo. Vabbè, quel che si vede, tanto documentati li ho già addirittura da sotto, per cui ecco i Serrai di Sottoguda, e sull'altro versante appunto il paese di Rocca Pietore. Ecco, si dovrebbe vedere il paese di Rocca Pietore. Intravedo addirittura la cima del Pelmo. Ecco qua, chiudiamo, forse è stata anche abbastanza un po' troppo lunga.